utilizzando adesso, mi viene la tentazione di dire ite missa est. A proposito del latino, due o tre piccoli flash perché non c'è più tempo. Credo che ne abbiate sentito abbastanza e siamo tutti stanchi. Mi levo un sassolino dalla scarpa a proposito della perla. Credo che qualcuno sappia di che cosa sto parlando. Il fatto che a un certo momento nell'intervista a cosa Franca? L'Italia nostra, mi sembra. Italia oggi, abbia a un certo momento detto che era falso quello che qualcuno aveva detto, che non c'era la complessità. Allora io vorrei dire alla dottoressa Perla che un conto è un aggettivo qualificativo complesso che si trova nel testo, un conto è nominare la complessità e un conto è il paradigma culturale della complessità e un conto è che questo paradigma venga sfrucugliato un po' e attraverso Edgar Morin si capisca che cosa significa la multilogica e la multidimensionalità. Si capisca cosa vuol dire coniugare le logiche contrapposte, per esempio l'uguaglianza e la differenza. Uguaglianza e differenza riferita per esempio alla problematica che è stata sollevata qui da qualcuno e anche accennata da Italo prima rispetto alla scuola dell'infanzia di Suregana. Che cosa significa coniugare il valore freddo del diritto che parla di uguaglianza, sono tutti uguali i bambini, con il valore caldo dell'appartenenza e dell'identità che parla di differenza. Quindi coniugare le logiche contrapposte è qualcosa che richiede la fatica di pensare, perché non esiste un algoritmo cui fa riferimento, deve essere una produzione del pensiero. Quindi deve essere un'accettazione del dubbio, dell'incertezza, del rischio, del limite, dell'errore, della fatica di pensare e anche della dinamica del desiderio, intesa come passione, perché questo tipo di pensiero che io definisco spesso come brivido mentale è qualcosa di estremamente affascinante, bisogna averlo provato e provare a trasmetterlo. E a proposito di motivazione, come diceva prima Giancarlo, il maestro magis è tale non perché il bambino o il ragazzino vuole identificarsi, perché anche questo avviene, ma perché non sia un semplice transfer e idealizzazione, deve esserci l'attivazione di quelle che Brunner chiama le motivazioni intrinseche, che sono autogratificanti e che quindi vanno anche a toccare la problematica della valutazione. Autogratificanti come la curiosità, perché chiaramente il pensiero in questo senso, pensiero riflessivo, se voi andate a contare tutte le volte che compare il termine riflessività, riflessione, pensiero riflessivo nelle indicazioni 2012, vi accorgete che è un filo rosso che le attraversa completamente, come anche un filo rosso il decentramento del punto di vista a partire dalla scuola dell'infanzia. Questo richiede il pensiero riflessivo, il pensiero che scaturisce nel momento in cui tu, attivando la motivazione intrinseca della curiosità, del desiderio di competenza e poi anche dell'identificazione, è questo che dice Brunner, ma mi sa che loro sono arrivati a Dewey e non al dopo Dewey di Brunner. E questo pensiero lo fa a Comenius ci sono arrivati e anche a Federossi. Allora, velocissimamente, questo paradigma culturale della complessità non c'è poco da dire. No, non è falso chi dice che non c'è. E io mi sono sentita accusata di questo e le ho scritto anche una lettera aperta che qualcuno forse di voi ha letto.
Un'altra cosa che volevo sottolineare è che questo pensiero così tosto, così difficile, ci porta ad interpretare, quindi ci porta alle competenze ermeneutiche. E voglio sottolineare con un po' di malizia che quando negli anni 90 la Cresson ha parlato per la prima volta di competenze e il primo posto ha messo le competenze ermeneutiche, quando è arrivata la Moratti ha parlato di competenze, ma ha decapitato le competenze ermeneutiche, che sono quelle che ci permettono di interpretare ciò che sta accadendo, e si è soffermata sulle 3 I che vi ricorderete. No, ma le 3 I. Ma con grande naturalezza e strafottenza, direi anche, no? Ecco. Un'altra cosa, se questo è il pensiero riflessivo, quello che viene proposto invece con queste indicazioni è un pensiero riflettente, vale a dire la restituzione del pensiero del libro di testo, della narrazione dell'insegnante, della continua dell'insegnante, e naturalmente va a parare sul paradigma della linearità, o giusto o sbagliato, o vero o falso. Quindi è importante che venga salvato il paradigma della complessità, perché è quello che salva il pensiero riflessivo. E avrei altre cose da dire, ma il tempo lavora contro di noi, finisco però con... Una cosa la voglio dire però rispetto all'intelligenza artificiale, e sempre riguardo il discorso del pensiero. L'intelligenza artificiale ci aiuta nel problem solving, ma non ci aiuta nel problem posing. Quindi la problematizzazione della realtà deve partire da noi e fare in modo che i ragazzini imparino a chiedersi perché, come mai, a problematizzare, altrimenti dove va a finire la cittadinanza? Altrimenti siamo in piena sudditanza, ovviamente, dipendenza e sudditanza. Finisco con un pensiero di Edgar Morin che avete capito io adoro, preso dal suo ultimo librino intitolato Svegliamoci. Vorrei dirlo con chiarezza, non stiamo vivendo soltanto la crisi di una sinistra in rovina, la crisi della democrazia nel mondo intero, la crisi di uno Stato sempre più burocratizzato, la crisi di una società dominata dal denaro, la crisi di un umanesimo sopraffatto da odio e violenza, la crisi di un pianeta devastato dall'onnipotenza del profitto, la crisi sanitaria scatenata dalle epidemie. Stiamo vivendo soprattutto una crisi più insidiosa, invisibile e radicale, la crisi del pensiero.